cosa fai per fare impazzire un uomo? Niente, li trovo già pazzi così. Io c'avevo il catalogo a casa, con tutti i maschi belli sistemati, dalla A alla Z in ordine alfabetico, solo che la lettera non corrispondeva al nome, ma alla patologia. Io sono uscita con un panettiere, se non mi palpava, mi bastava. Ho detto, senti bello questo sfilatino nel forno, lo vogliamo mettere sì o no? Una donna su 3 finge l'orgasmo e il partner non se ne accorge. Mi indò un muro, fuori. No, faceva tutto il tempo. Facciamo che io mi metto di sopra. Se ti piace. Facciamo che io mi metto di sotto. Se sei più comodo. Facciamo che io mi metto di lato. Non tutto più. Facciamo che io me ne vado a casa mia e tu la sprughi solo. Vabbè, che c'entra? Anche se sei 1,50 m, mica ti do fuoco. Parto dove stai, dove lavori, mi faccio ricoverare, veloce. Sei bellissima. All'obitorio. Invece la femmina si innamora della mente dell'uomo e poi vede... Che cazzo vede? Ti fa stare bene? Ah, mi fa dimenticare tutto. Ma come si chiama? Prosecco. Ormai con l'amore è un deserto che si percorre in due.